Benvenute e benvenuti su podcast One Word Italiano. La neve in Sardegna è una parola strana. Suona quasi come un errore. Chiara l'ha sentita dire tante volte, ma non l'ha mai davvero immaginata la neve in Sardegna. Per lei la Sardegna è luce, mare, vento, caldo, sale sulla pelle. È un'estate che è infinita. Invece, un venerdì mattina di gennaio, mentre prepara il caffè per la colazione con Naomi, il telefono vibra. Arriva un messaggio sul gruppo della scuola. Ha nevicato in montagna. Chiara rilegge la frase 2 volte. Naomi, hai letto? Naomi annuisce lentamente. Neve, qui. Si guardano e sorridono e senza aggiungere altro capiscono subito quello che devono fare. A Cagliari la neve non arriva mai, è un evento quasi impossibile. Quindi se vogliono vedere la neve e vogliono fare questa esperienza, devono andare verso l'interno dell'isola, nella parte circondata dalle montagne, la zona più selvaggia della Sardegna. È venerdì, quindi il giorno dopo non hanno la lezione di italiano, così decidono di partire nel primo pomeriggio per questa nuova avventura alla ricerca della neve in Sardegna. E così il pomeriggio arriva, prendono l'autobus lascia la città, il mare e le palme. La strada è lunga. Le case diventano piano piano poche. Arrivano i boschi, le curve, il silenzio. Chiara osserva tutto fuori dal finestrino e ogni curva sembra portarle via un po' della fretta che ha tutti i giorni. Il cielo cambia colore, l'aria diventa più fredda, lo sente. Sembra un film, dice Naomi, guardando il panorama. Chiara dice sì, sembra un film di quelli lenti, dove non succede niente di che, ma succede tanto. Quando scendono dall'autobus, il paesino è immobile. È costruito sulla montagna e sembra un dipinto. Tutto è bianco, i tetti, le strade, i muretti di pietra. Chiara mette il piede sulla neve per la prima volta, affonda un po'. Non è fredda, pensavo fosse più fredda. Aspetta 5 minuti, dice Naomi, e vedrai. Camminano piano piano guardandosi intorno. Non c'è nessuno, c'è solo silenzio e profumo di legno che brucia. C'è un silenzio incredibile. Poi, senza preavviso, Naomi prende una manciata di neve e la lancia sopra Chiara. Chiara risponde subito e inizia una battaglia di palle di neve, una gara di palle di neve. Sembrano 2 bambine che non hanno mai giocato, che non hanno mai visto la neve, i capelli si bagnano, ma sono felici. Non c'è nessun motivo, ma giocare, il piacere di farlo è sempre bello, anche se non si è bambini. Ma siamo adulte, dice Chiara a Naomi. Sì, siamo adulte, ma solo quando serve. Allora arrivano nel piccolo hotel del paesino. L'hotel è piccolo, in pietra scura, con le finestre illuminate. Dentro fa caldo, un caldo vero, perché c'è un camino acceso nella sala principale. Il fuoco scoppietta piano piano, è molto romantico. Si tolgono i cappotti, si siedono e bevono qualcosa di caldo per riscaldarsi.
La signora dell'hotel parla molto lentamente, per fortuna, e racconta che una volta la neve arrivava più spesso. Un tempo i pastori restavano bloccati per giorni a causa della neve. E le storie che si raccontavano aiutavano a passare il tempo. E così questa signora inizia a raccontare delle storie anche a Chiara e Naomi e a altre persone che nel frattempo si sono unite in questa sala accanto al camino, accanto al fuoco, come si faceva prima, i racconti del focolare, i racconti vicino al fuoco. Il fuoco illumina i volti, fuori la neve cade piano e loro ascoltano questa donna che racconta storie antiche. Chiara dice: qui il tempo passa più lentamente. È incredibile. In quel momento Chiara sente qualcosa di strano, una calma antica, una calma che non conosceva. La mattina dopo si svegliano, il paesaggio è ancora più bianco, è nevicato tanto durante la notte. Si svegliano con il profumo di torta e biscotti al limone preparati dalla signora per la colazione. Dopo la colazione, naturalmente, escono per fare una bella passeggiata nel bosco lì vicino. Gli alberi sono coperti di neve. Ogni passo fa rumore. A un certo punto Naomi si ferma perché vede qualcosa. Indica qualcosa tra gli alberi. Tra gli alberi ci sono dei cervi, fermi, eleganti, silenziosi. Chiara e Naomi trattengono il respiro per non fare rumore. Non vogliono rompere questa magia, questo momento. Vogliono osservare i cervi in silenzio, ma i cervi, appena si accorgono di loro, subito scappano via. Naomi dice: sembra un film. E Chiara dice invece è la realtà. Quando tornano al paese bevono ancora una tisana calda in un piccolo bar del centro, comprano un dolce locale e poi di nuovo partono per tornare a Cagliari. Si passa dal bianco al verde e poi all'azzurro del mare. Questo fine settimana porterà a Chiara tanti ricordi, una lentezza che le è piaciuta tanto. Chiara ha imparato tante parole in questo fine settimana. Neve, qualcosa che copre tutto di bianco. Bosco, un luogo silenzioso dove bisogna imparare ad ascoltare. Cervo, un animale dei boschi quasi magico. Paesino, un luogo piccolo ma pieno di storie. Frasi utili di oggi. Sembra un film. Shh, non facciamo rumore. Che silenzio incredibile. Qui il tempo è diverso. Mi resterà nel cuore. È sera. Chiara è a casa con il suo quaderno rosso e scrive: ho visto la Sardegna diventare bianca, ho giocato, ho ascoltato storie antiche e ho capito che i luoghi, come le persone, hanno molte stagioni. Poi aggiunge: non serve andare lontano per stupirsi. E chiude il suo quaderno. Sorride. Ha scoperto che la magia non fa rumore, è silenziosa, cade piano, come la neve. Nel frattempo, anche tu cammina lento, ascolta il silenzio e se puoi scrivi qualcosa di magico sul tuo quaderno rosso. Un caro saluto e a presto da Carla.